Primi 100 giorni dobbiamo affrontare immediatamente lavoro, impresa e sanità. Sono i 3 pilastri dei primi 100 giorni. Bisogna avere coraggio, determinazione, non bisogna guardare al consenso, bisogna guardare al futuro. Per creare futuro, speranza in questa regione io devo anche pestare i piedi a qualcuno. Non posso pensare di costruire futuro e speranza stando fermo perché ho paura di far male a qualcuno. Bisogna mettere le mani dove fa male e riorganizzare il sistema delle ASL si può fare, certo che si può fare. Costa del tempo? Beh, non credo molto, è una decisione che deve prendere la giunta regionale e poi farla votare dal Consiglio regionale. Ma in 5 anni hanno sbandierato che le avrebbero ridotte e non hanno ridotto niente. Hanno aumentato i costi dei dirigenti, hanno aumentato i costi dei direttori generali, hanno messo tanta moquette, tante poltrone lussuose negli ospedali, ma di fatto non hanno creato servizi di vicinanza, di prossimità, per cui la persona è sola nel momento in cui ha bisogno di forme di assistenza alternative che non si trovano solo nell'ospedale, dove, ripeto, vengono curati i malati acuti, ma nella nostra regione ci sono più malati cronici.